reps, come on. Stazione centrale di Catania. Questi sono alcuni dei cani randagi che la popolano da tempo. A nulla sono valse le proteste dei cittadini, turisti, pendolari e ferrovieri che ogni giorno la frequentano. Il branco è lì perché considera la stazione la sua casa. Questa è solo una delle tante incongruenze che abbiamo incontrato lungo il nostro viaggio a bordo delle ferrovie regionali siciliane. Qua è un po' come questo mondo. Oggi si viaggia negli stessi tempi di 25 anni fa. Passa tempo, passa ruota, sull'acciaio passa, come notte passa giorno. Abbiamo voluto condividere, solo per pochi giorni, la fatica con chi per lavoro o per svago si sposta da un capo all'altro dell'isola. Da Trapani, sede di aeroporto e punto di partenza turistico per le isole, vogliamo andare verso Palermo. Sono le 14. E questo è il treno? Dovrebbe essere questo piccolino? dopo di questo 14:26 per Palermo e stasera alle 19. E con queste premesse inizia il nostro viaggio verso est. Pochissime le corse effettive. Il problema è il tempo che impiega il treno per arrivare a Palermo, non tanto il servizio. Chi perde questa dovrà aspettare 5 ore, a meno che non voglia prendere quella delle 16, il cui percorso è così lungo da arrivare a Palermo dopo ben 4 ore e 6 minuti. Mentre per chi viaggia sulla Frecciarossa e chi abita da Napoli in su ha l'opportunità di viaggiare con sconti, con tariffe ridotte, noi in Sicilia non possiamo più salire sugli espressi e sugli intercity con il solito abbonamento da pendolare. La linea ferroviaria è vecchia, a binario unico e piena di curve. In alcuni tratti è ancora quella costruita alla fine dell'Ottocento, in altri è del 1937. I locomotori sono diesel e a volte hanno dei problemi. Dobbiamo recuperare il ritardo accumulato, altrimenti si perde la coincidenza e si fa ritardare anche il treno opposto che aspetta fermo in stazione il nostro passaggio per poter proseguire sull'unico binario esistente. Saliamo sul Minuetto. Qui le carrozze sono nuove, ma... Qual è la differenza tra i treni italiani? Posso dire? Sì. Ogni tanto è in ritardo e poi è un po' sporco. È sporco, è una cosa indecente, soprattutto quello. Stare posizionata proprio che il freddo ogni mattina. Però diciamo al capotone che purtroppo è o troppo freddo o troppo caldo. La nostra prima tappa è finita. Arriviamo puntuali a Palermo. Abbiamo percorso una distanza di 102 km. In autobus di linea il viaggio sarebbe durato 2 ore. Con il treno da un minimo di 2 ore e mezzo a un massimo di 4. Ci informiamo per continuare verso Catania. Per andare a Catania, cosa ci consiglia fare? Per andare a Catania col treno hanno tolto tutto, non ci sono treni. Palermo-Catania con il treno diretto è un miraggio. Ancora Palermo-Catania ci vuole 6 ore. Insomma, mentre per esempio non so, in 3 ore si fa Roma-Milano. Le ferrovie propongono un viaggio di 4-5 ore e mezzo contro le 2 e mezzo del bus. Il nostro viaggio continua quindi lungo la costa. Io avevo 10 anni e sentivo parlare di un doppio binario sulla Palermo-Messina. Sono passati 50 anni e ancora non si completa.
Mentre parliamo, questa parte di costa ci regala panorami mozzafiato, Cefalù, Tusa, spiagge meravigliose lambite da una ferrovia che potrebbe essere il mezzo di trasporto ideale anche per il turismo. Anche qui però mancano i servizi. Questa che vediamo è la sala d'attesa, cioè quindi se per esempio che piove, c'è vento, cattivo tempo, e quei locali lì sono le ex sale d'attesa, che ora qui non sono chiuse. Ci informiamo per organizzare la nostra terza tappa verso la costa sud. Semmai col pullman, perché per noi la situazione Siracusa è molto penalizzata. Perché l'autobus, il treno quanto ci mette? Un treno che non c'è, che se lei supera sti fasci orari, il primo treno che trova per arrivare a Siracusa è 9:30 col cambio a Catania e arriva alle 14:10. È l'alba quando partiamo da Messina per Siracusa e Gela. Questo è l'unico orario che ci garantisce di arrivare a destinazione in giornata. Anche il tassista cerca di dissuaderci. Io per me prenderei il pullman, se non avete il biglietto, cambiare subito a Catania direttamente dove arriva questo e si prende l'altro e fa prima. La stazione è deserta. Chiusa la biglietteria, chiuso il bar. Nel piazzale antistante la stazione, però, una fila di pullman è pronta a partire e, nonostante siano le 5 di mattina, l'ufficio informazioni di una delle tante società di trasporto privato è aperto ed efficiente. Ci aspettano molte ore di viaggio. Se con l'automobile per percorrere questi 323 km ci si impiegherebbero 4 ore e mezzo, con il treno ne servono dalle 6 alle 10. Traversiamo territori unici, considerati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. I pochi turisti scendono in stazioni deserte, abbandonate. Nessun segnale acustico avverte dell'arrivo del treno. Gli uffici come i bagni sono chiusi. Questa è Comiso. Fuori tra i binari un silenzio spettrale. Nella carrozza rumore e caldo, tanto caldo. Quanti gradi ci saranno? Ma 38, penso. Qui dentro. È abituato? Ci si abitua. La motrice ha avuto problemi di potenza. Per aiutarla è stata spenta l'aria condizionata. Siamo arrivati a Gela, 650 km percorsi, un viaggio lungo e complicato su una rete ferroviaria non al passo con i tempi e che sembra volersi allontanare sempre di più dalle esigenze di coloro che la utilizzano e che la amano, come la signora Lina. Noi del treno non ne possiamo fare a meno perché è un mezzo troppo comodo ed è un peccato se si dovesse annullare questa possibilità. Mi auguro che tutto possa aggiustarsi e possa anzi migliorare. 1, 2, 3, come on!